Su questo palco per plebiscito manca una persona, manca colui che ci ha definiti i suoi eredi, il pioniere dell'indipendentismo veneto, Franco Rocchetta! Auguro allo Stato italiano di non liberarlo, perché farà il giro del mondo e denuncerà cosa avviene oggi in Veneto, che si viene imprigionati per le proprie opinioni. Come abbiamo fatto nei giorni del nostro plebiscito, dove non ci siamo rivolti alla stampa, definita dagli organi internazionali semilibera. I media italiani sono definiti semiliberi dalle organizzazioni internazionali. Il Times di Londra ha dedicato mezza pagina. Dopodiché se ne sono accorti i media e abbiamo portato ad esprimersi 2 milioni di veneti, più di 2 milioni di veneti. Ora queste persone, questi rappresentanti dei popoli italici che hanno capito che l'indipendenza non è una cosa contro qualcuno, è un percorso a favore di un popolo, ma con un nemico comune, lo Stato italiano. Ora, questa sarà la serata, si avvicineranno dei rappresentanti del Consiglio dei 10, gente che ha preso anche più di 100.000 preferenze, 40.000, con un'autorevolezza, un'autorità indiscussa, dove tutte le autorità venete dovranno in qualche modo riconoscere. Quindi adesso chiamo su il grande Gianne Busato per una grande introduzione. Stasera c'è un'altra la roba che dobbiamo dire. Liberi! 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 E abbiamo dei nostri fradei che in questo momento si privati della sua libertà, si privati delle sue libertà da un regime dispotico che non ha la legittimità per operare in questo territorio. Via da qua! Via dall'Italia! Via dal Veneto Italia! Via! Fuora! Italia fuora dal Veneto! Fuora! 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 Ma non sta più. Allora, bisogna che se diciamo alcune robe, dobbiamo essere consapevoli del momento storico che stiamo vivendo. Dobbiamo essere consapevoli che stiamo aprendo una pagina di storia, abbiamo aperta una che ne stiamo facendo un'altra. Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza, della nostra capacità, della nostra potenza. La Repubblica Veneta è una potenza nel mondo, è una potenza economica, una potenza culturale, è un faro di civiltà e non esiste che un faro di civiltà e di giustizia accette un'azione di repressione giudiziaria che non può trovare alcuna giustificazione reale.
La coda di paglia dello Stato italiano, la perdita che ha sottesta, che gli ha dimostrato con un'azione che lo rende ridicolo di fronte al mondo, dimostra tutta la grande potenza che il nostro percorso democratico, civile, le grandi innovazioni che abbiamo messo in campo sta ottenendo. Dimostra come il consenso dei veneti attorno all'indipendenza della Repubblica Veneta stia avendo successo. Questo regime dispotico che prende e mette ai piombi massaie, storici, artigiani, uno Stato che dimostra di aver paura di 20 persone per bene e della ruspa, se è uno Stato di cartone bagnato. Questo Stato che ha perso la testa perché sta venendo meno l'ossigeno finanziario da parte della colonia veneta, che si è redenta, che si è alzata in piedi, che si è proclamata indipendente e che prestissimo, a partire da questa sera, comincerà a togliere la canna dell'ossigeno finanziario che con la forza, con la repressione, con la disinformazione del suo regime informativo ha messo in campo. Questa perdita di ossigeno sta causando la perdita della capacità di ragionare da parte di un establishment che è fallito, che è finito e che non vuole capacitarsi del fallimento storico testimoniato dalla presa di coscienza del popolo veneto. Allora, stasera qua siamo alla Repubblica Veneta, vi domando a tutta la delegazione dei 10 e a tutte le persone di venire sul palco. È nata una fase importante, è nata una fase di concorrenza istituzionale di fatto. Allora, è nata una fase di disintermediazione civica, cioè non abbiamo più rappresentanti istituzionali che possano chiamarsi tali all'interno della partitocrazia italiana e all'interno delle istituzioni dello Stato italiano che ha cessato la sua sovranità. Sta partendo invece un processo di rafforzamento, di crescita e di esercizio dell'indipendenza della Repubblica Veneta. Questo è un inedito anche nella storia, bademo bene, il significato altissimo dell'azione che stiamo portando avanti è un significato anche di studio che il mondo sta riservando attorno al Veneto, di attenzione, perché noi abbiamo fatto partire un qualcosa di straordinario. Allora, avete presente, scusate se faccio questa premessa lunga, ma dovevo capire queste robe, avete presente quello che il commercio elettronico e la rete internet ha comportato nelle relazioni commerciali e nella comunicazione? L'esperimento politico che noi abbiamo attuato e che è diventato pratica istituzionale fattiva
ha lo stesso impatto. Ci sono dei cittadini che si sono assunti le loro responsabilità di fronte al mondo, di fronte alla storia. Si sono assunti le loro responsabilità e hanno messo in atto un percorso di indipendenza e di assunzione di responsabilità anche istituzionali. Questo siamo noi altri e questo è il dovere che noi altri abbiamo di rispondere con forza, con grande solidarietà tra tutti i veneti di fronte a un tentativo di repressione giudiziaria che ci fa gridare vendetta di fronte al mondo. Allora, dopo avremo modo di entrare nel dettaglio in questa serata e avremo modo anche di leggere gli atti che la Repubblica Veneta di fronte al suo popolo proclama in modo solenne e all'attuazione concreta delle decisioni che l'esecutivo veneto ha applicherà e porterà nel territorio. L'aspetto fondamentale di questa serata, oltre all'urlo liberiamoli tutti, oltre all'applicazione del nostro esercizio di indipendenza, c'è anche un altro, c'è una testimonianza che sta avvenendo. Vedremo le bandiere della Lombardia, prima mi pare di aver visto le bandiere di Trieste, vedo i siciliani. Allora, oltre, per questo domando a tutti anche la pazienza e l'ospitalità, un dovere di ospitalità nel parlare non solo in veneto ma anche in una lingua franca, se no mi tocca parlare in inglese e l'inglese non è così fluente. È partita una pandemia, è partita la rivoluzione digitale col sorriso che sta liberando dall'oppressione dello Stato italico tutti i territori e tutti i popoli che opprimeva. È partita un'ondata di autodeterminazione, è partita un'ondata di libertà che attraverso le tecniche anche di innovazione tecnologica, digitale, permette ai popoli finalmente di esprimere la propria sovranità, di esprimere la propria volontà sovrana e le proprie decisioni al cospetto del mondo. E sarà quindi dei saluti, credo, che sia anche degli ospiti. Domando agli ospiti di venire a dare il proprio saluto e dopo anche di leggere i comunicati che sono giunti dai vari movimenti. Popoli liberi! Popoli liberi! Popoli liberi! Popoli liberi! Popoli liberi! Si può parlare? Abbiamo Fabio Padovan che domando di raggiungerne e di danno un saluto, perché tanti anni fa lui è partito. L'altra volta che avevamo appunto Franco Rocchetta che se ne partito ancora da prima, ma adesso Franco Rocchetta perché è colpevole di aver insegnato storia veneta, è in carcere, come che è in carcere Lucio Chiavegato, come che è in carcere la Maria Marini. Ma di cosa può essere colpevole Maria Marini? Di aver fatto, di aver portato la cultura veneta nel nostro territorio, di aver fatto torte, di aver fatto, di aver portato la testimonianza sua, della sua famiglia, della sua persona? Queste persone, questi artigiani, che colpa hai, Fabio? Grazie di essere qua. Grazie tante a Gianluca Busato, a Panto, a tutti quelli che in questi mesi in prima persona si è esposto e rischiano
la repressione di uno Stato canaglia, altro che Corea del Nord. Ciao indipendenti! Che sia chiaro a Roma che stasera qua non è l'oratorio, viene uomini e donne libere in piedi, che non gli ha più paura. Chi ha messo in prigione i patrioti veneti? Siamo un popolo sfortunato e anche un popolo fortunato, perché siamo l'unica regione d'Italia a avere i patrioti e averli in prigione italiana, l'unica che si alza in piedi. Grazie a Plebiscito che ha avuto il coraggio di tirarne fuori. Grazie a tutti voi altri che sei qua stasera a mostrare la faccia a quelli che le filma per la Digos o per chissà chi. Noi ancora capita che siamo stufi di fare i mus da somma, essere spremuti e dei prediconi inutili, vero Napolitano? Italians, go home! Italia va via da qua, dalla nostra terra sacra, che se andiamo a riscattare con sangue e con sudor. Mi piange il cuore, ogni giorno sapevo come a tutti voi altri. Sono sicuro che dentro al cuore abbiamo tutti i nostri fratelli che in prigione. E abbiamo qua ogni momento mi non riesce a mangiare, a far questo, a far che altro, se non dico, e loro è là dentro. E li penso tutti, Franco, tutti quanti. Però in particolare, scusami, mio Lucio. Grande Lucio! Sono il padrino De Marco il secondo fiol, al padrino è quel che fa le veci del papà quando che il papà non l'è, e i suoi bocci, i bocci di tutti loro, i nostri bocci, non stende a smentegarli. Allora Lucio è in sciopero della fame e mi pensa cosa potete farlo altri, cosa posso farmi. Allora il mio pensare, fai il sciopero della fame in cammino, fai il sciopero della fame anche a voi altri. Da domani per ogni veneto in prigione che sia un veneto fuori che si dà staffetta e smettendo di mangiare un giorno e che per me se ben paura di loro usano la violenza e non altri rispondono con la nostra forza di volontà irremovibili, non devono di un millimetro, andiamo avanti per inviarsi loro. Quale Gianluca che è bravo a organizzare, mandate una mail che dice mi dai 24 ore del mio tempo e oggi non mangio e non beve. In tanti chissà che non siamo vinti, 200 2000 che rinuncia. Finché noi è liberi, che io sappia che quella ferita non è soltanto per i patrioti in prigione, lega per i patrioti che fanno con bandiera in piedi. Siamo qua, fratelli de lori. Fratelli, e sentite dentro il cuore, lo sentite dentro il nostro cuore. È questo che gli fa paura ai repressori, perché lui le ferma con le sue paure, con le sue armi, con i suoi giudici, con i suoi tribunali, perché dentro il cuore l'idea non si spegne, la è più forte delle sue catene. Vi dico un'ultima cosa. Nel 1997 mi avevo lanciato un appello, perché avevo detto, siccome che era l'8 maggio, si andava verso giugno, verso le ferie, verso le vacanze, e avevo detto a chi che ha possibilità, porti in vacanza i fiori di Serenissimi, Lucio e la Barbara, e a portare a Caorle, naturalmente a spese sue in pensione, al fiol e la moglie di Luca Peroni. Ecco perché non può smentegarli. Anche per questo non potete smentegarli. E serenissimi loro tanto quanto gli altri. E per concludere ricordate che il potere non è a Roma, al potere è dove che si lavora, là è il potere.
al potere nella nostra Venezia. Allora avere la possibilità di farsi rispettare, ma cosa voglio chi capisse Lori? Mi vai ogni ora a vedere se arriva gli ordini, verso il negozio, la porta a vedere se viene dentro qualche dun, se là che c'è appena aerei, fai 1000 chilometri a settimana, se in qualche morin perché non riusciamo a portare a casa lavoro i nostri operai. Cosa ha avuto chi capisse di queste ansie a Roma? No, altrimenti la sacralità, la passione del nostro lavoro. E non che permettete che li porte via, non che permettete più, l'Italia sei finita, te lo dico in italiano. Patrioti che siete in prigione, vi tireremo fuori col nostro sacrificio. Mia mamma mi diceva, la settimana santa tu fatto un fioretto, bene, adesso fai un fioretto e tirano fuori altri. Con la nostra forza di volontà, e la nostra forza di volontà è più forte della sua repressione e della sua violenza. Veneti liberi! Veneti! Veneti! Veneto! Donne e uomini veneti! Per terra e per mare! Grazie a tutti voi! Buonasera a tutti. Quando sono arrivato su qua pensavo che fossi i fari che mi ignorbava. Non si vede niente. Solo adesso ho capito che non si fari, ma si voi altri. Sei il popolo veneto che caccia pallucce dopo anni di oscurità. Si vede che se che abbiamo svegliato, si vede fioi, si vede. Lo dimostra. Già abbiamo fatto una prima grande azione, la prima veramente immane. Che abbiamo ridato dignità a dei sudditi che abbiamo trasformato in cittadini, fatto in modo che potesse esprimersi. Adesso ne aspetta un'altra. Non sarà sicuramente facile, ma è necessaria. E se Dio tanto è art, e spua sangue. Basta coparlo. E ora che avevo aperto e il cancello si è aperto, tutti insieme una sparata vigorosa e veniamo fuori. Gli rideva a tutti, ricordatevelo, gli rideva a tutti, gli rideva, facete col sorrisetto tutti quanti. Adesso sti sorrisetti si cattano sul mai smorfie, guardai. Gireve, smorfietta. Boh. Vabbè. Anche no, dai. Boh. Vi ricordo che rideva anche ai dinosauri che cascava a meteorite. Gli rideva, non se ne sta niente. Polvere, ossa. Gli teme, portiamo questo burocratosauro, portiamo nel museo. Veneti, torniamo vivi, Viva San Marco! C'est con emozione che abbiamo qua Barbara Benini, che abbiamo qua Lucio e che abbiamo qua tutti i nostri fratelli in questo momento sotto attacco. Barbara, grazie di essere qua. Grazie. Barbara Benini
orgogliosa in Chiavegato. Grazie, io sono qua per Lucio, lui che tiene tanto al Veneto e ai Veneti, e non vuoi dire altro, dico grazie a tutti della solidarietà e mi spero di vederlo presto fuori la settimana prossima, me lo auguro col cuore, e grazie ancora a tutti. Lucio! Libero! Lucio, 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 Lucio.